Senti mamma, oggi come già mangiato? Sulla cucina ci sta una Philadelphia con la Bresaola. tu mangi che cose e essa si mangia la Philadelphia Oi mamma, sta a posto. cazzo perché sto strunzo ci stiamo schiantando. Di me mi fate fa merda. Da munnezza. Aș facime chi è morto, aș facime che t'ha creato la conferenza. In te l'hai mai dato. Mi scusi signorina, lei forse ha sbagliato numero. Favorita, aspetta fuori la scuola che t'ha già fatto culo tanto. Vieni tu, nord, e quando ne siete voi. Signora mi scusi ma temo che mia nonna non potrà venire perché è deceduta circa 15 anni fa, mi dispiace. Che va già a sguardare uno a uno, che mi saccio proprio, munnezza. Ah ma se questo è il problema mi presento, barone Cerrone ai suoi servigi, madame. Va già a rompere il culo. Signorina mi dispiace deluderla ma a me non piace il sesso anale. Non ti potevo rispondere perché stavi intanto parrucchiere. Ma t'ha già risposto. Ah, contessa cara, e mi dica dove è andata ad aggiustarsi i boccoli? Gradeggiante, volesse parlare non miei figli, ma figli miei una creatura di 9 anni, tu tieni 60 anni Per esattezza 36. e stai inguaiato, E vabbè, punti di vista insomma. stai accisa e E vabbè, qualche capello in meno, qualche rughetta, ma non credo di essere ancora deceduto. tu struppi con tutti i 60 anni che tieni. Contessa sono sempre 36. La faccio vedere buoni a scemo giovani, t'ha già fatto culo 30 per 40, Bene contessa, inizia a prendere le misure. Buongiorno, sono Assunta, la mamma della ragazza si deve fare l'elettrocellogramma. Dimmi una cosa, ma si deve fare l'isolanza o la o si deve fare l'elettrocellogramma? Poi domani l'appuntamento, mia figlia dice che è mezzogiorno. Tu non mi dissi che era alle 8:30, no, meno 10? Ma perché non torna e ce l'hai una mano? Beh, tirano presto qua perché Antonella ha pigliato fuoco. Però tutto a posto, hanno i pompieri, cosa? Come Antonella Piato Fuoco, tutto a posto? Siamo riusciti a fasciare Antonella e creatura. E me come stanno mo? Ben cotti. Vieni qua. Ok, mo vengo, ma che dici, porto pure la crema per scottatura? Sta cosa è bella, però è un poco troppo veloce. Comunque serve a farvi capire che io sto anche su Instagram, mi trovate spesso con le storie, sono veramente quasi sempre su Instagram. Poi mi trovate su YouTube e anche su Twitch, che è un sito dove si fanno le dirette, per chi non lo conoscesse. Io sto in diretta tutte le sere, dalle 22:45 in poi, tranne sabato e la domenica, ok? Quindi se venite la sera in diretta, mi fa piacere, vabbè. Ciao, aiuto, grazie. stai accisa.